Appalti e tangenti, operazione della squadra mobile di Agrigento. Oggi si celebra la giornata internazionale della famiglia con l'augurio che si presti attenzione ai problemi che la riguardano. Per fortuna non si registrano particolari criticità per l'ondata di maltempo ad Agrigento. Per lo sport, Coppa Italia e tanto altro con Carmelo Lentini. Bentrovati da TVA Notizie. Appalti e tangenti, operazione della squadra mobile che scuote la città di Agrigento, il servizio di Margherita Trupiano. Appalti e tangenti, terremoto ad Agrigento a seguito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica, appalti che sarebbero stati pilotati e assegnati alle ditte che pagavano mazzette piuttosto consistenti che servivano ad aggiudicarsi i lavori. 5 gli imprenditori arrestati, 13 al momento gli indagati che hanno subito perquisizioni. In carcere sono finiti i favaresi Diego Caramazza, 44 anni, Luigi Suterasardo, 58, rispettivamente ex assessore di Favara ed ex consigliere provinciale. Arresti domiciliari invece per Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa, 67 anni, di Licata, Carmela Moscato, 65 anni e Federica Caramazza, 36, rispettivamente mamma e figlia, e Giovanni Campagna, il segretario particolare dell'ex assessore all'energia Roberto Di Mauro, l'imprenditore e sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi, e tra gli indagati figura un personaggio la cui identità è stata celata con un omissis. L'inchiesta della Procura di Agrigento, raccontata ieri sera in esclusiva da Grandangolo, sembrerebbe avere scoperchiato un sistema di affari che coinvolge dirigenti pubblici, imprenditori e probabilmente anche la politica. Tra gli appalti finiti nel mirino dell'ufficio guidato dal procuratore capo Giovanni Di Leo vi è ad esempio quello relativo alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione della viabilità della strada provinciale 19 Sala Paruta Santa Margherita di Belice. Un'opera interamente finanziata dal Ministero dei Trasporti con 2.300.000 euro che sarebbe stata pilotata dietro il pagamento di una maxi tangente a dirigenti pubblici in favore della famiglia Caramazza e dell'ex assessore al comune di Favara Luigi Suterasardo. Tutti sono finiti in manette ieri sera. La Procura di Agrigento, scoprendo parzialmente le carte, cristallizza un metodo utilizzato per aggiudicarsi la gara d'appalto, il pagamento di una tangente di 135.000 euro in contanti che gli imprenditori favaresi avrebbero consegnato nelle mani del dirigente licatese Maurizio Giuseppe Falsone, ieri perquisito, dirigente del settore affari pubblici del Libero Consorzio di Trapani, tramite l'intermediazione dell'attuale capo dell'ufficio tecnico del comune di Licata, l'architetto Sebastiano Alesci. Quest'ultimo è finito ai domiciliari, a tutti viene contestato il reato di corruzione in concorso e turbativa d'asta. L'architetto Alesci, secondo gli inquirenti, avrebbe infatti suggerito al dirigente Falsone i punteggi e i valori da assegnare all'appalto al fine di pilotarlo in favore della ditta Edil Road. Lo stesso Alesci inoltre avrebbe poi ricevuto il denaro dai Caramazza per portarlo in più tranche al dirigente del Libero Consorzio, ed è proprio per questo flusso anomalo di denaro contante utilizzato per pagare le tangenti che viene contestato il reato di ricettazione a Carmela Moscato, madre di Diego e Federica Caramazza. Per la procura, infatti, la signora avrebbe custodito in casa il denaro di provenienza illecita utilizzato
poi dalla società dei figli per corrompere i dirigenti pubblici, anche la donna, ai domiciliari. Oggi, 15 maggio, è la giornata internazionale della famiglia. La giornata dovrebbe servire a sensibilizzare sui temi che interessano la famiglia. Il tema scelto quest'anno è politiche orientate alla famiglia per lo sviluppo sostenibile, verso il secondo vertice mondiale per lo sviluppo sociale. Diciamo che sarebbe ora di volgere lo sguardo verso tutte le famiglie in Italia e nel mondo, soprattutto dove ci sono bambini che vivono nella precarietà assoluta. Oggi allerta meteo arancione anche ad Agrigento, dove per fortuna non si registrano particolari problemi. Le previsioni parlano di temporali fino a sera, anche se la situazione in questo momento sembra meno preoccupante. L'augurio è che il maltempo, quando siamo giunti a metà maggio, possa davvero concedere una tregua definitiva, con una temperatura adeguata al periodo, anche perché oggi nell'Agrigentino il termometro si è notevolmente abbassato. Una bella e una brutta notizia per gli automobilisti. Diminuisce il prezzo della benzina, ma aumenta quello del gasolio. Una buona notizia per i possessori di auto a benzina perché diminuisce di 1,50 € per litro l'accisa applicata a quest'ultimo carburante, mentre aumenta di 1,50 € per litro l'accisa applicata al gasolio. Da stanotte sono entrati in vigore i nuovi prezzi dei carburanti che scontano l'effetto della variazione delle accise decisa dai Ministeri dell'Economia e dell'Ambiente. Diminuisce dunque di 1,50 € l'accisa applicata alla benzina e aumenta di 1,50 € di per litro quella applicata al gasolio impiegato come carburante. Per effetto del decreto ministeriale questi valori vanno nella direzione di una tendenza al riavvicinamento della tassazione sui due principali carburanti utilizzati nei motori a combustione. C'è un calo significativo delle liste di attesa all'ASP di Messina, il servizio. L'ASP di Messina comunica i dati ufficiali delle liste d'attesa sottolineando che, grazie al lavoro di squadra e all'aggiornamento dei sistemi informatici di prenotazione, riesce a monitorare ogni singola urgenza in tempo reale. Dal 2024, l'ASP di Messina ha intrapreso un percorso profondo di ristrutturazione del sistema di prenotazione e gestione delle urgenze. L'azienda, si legge in una nota dell'ASP, ha lavorato con metodo e rigore per integrare ospedali e territorio, prendere in carico i pazienti cronici nelle agende interne e ottimizzare le prime disponibilità. Il risultato? Un calo significativo delle prestazioni in attesa, da 21.650 nel 2024 a 12.382 nel 2025, nello stesso periodo di rilevazione. Un traguardo, spiega il direttore generale dell'ASP Giuseppe Cucci, frutto non di slogan, ma di lavoro silenzioso, tecnico. La scuola elementare Seneto di Agrigento riceverà 200 volumi donati dalla ditta dei fratelli Coluzzi. La cerimonia per la consegna dei volumi il 21 maggio alle 10:30. Domani il giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo sarà ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino per parlare del suo libro Cani senza padrone, un libro che racconta del giudice Rosario Livatino e dei sicari. Come Carmelo Sardo scrive in un post, l'occasione è motivo di grande orgoglio e anche per noi agrigentini. Il premio Nobel per l'economia professor Alvin Roth, nominato socio onorario dell'Accademia Peloritana, il servizio da Messina. Il premio Nobel per l'economia, il professor Alvin Roth, è stato insignito della nomina di socio onorario dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti durante una cerimonia speciale a lui dedicata. Il professor Roth vanta una carriera accademica di grande rilievo, docente all'Università di Pittsburgh per molti anni,
Dal 1998 è professore di economia e business administration presso la Harvard Business School. Attualmente ricopre il ruolo di professore di economia alla Stanford University ed è professore emerito presso Harvard. Alvin Roth ha dato contributi fondamentali nel campo della progettazione dei mercati, dello scambio e della donazione di organi, come il Kidney Exchange, nonché nelle scelte scolastiche e nell'abbinamento delle specializzazioni mediche. La sua ricerca ha rivoluzionato il modo in cui si affrontano questioni di matching e di allocazione delle risorse, con applicazioni pratiche di grande impatto sociale. Ad Alcamo, musica e tradizioni in cucina con lo chef Pino Cuttaia. Vediamo. Un momento di globalizzazione, perché l'uomo non è fatto di solo scuola, non è fatto di solo mangiare, non è fatto di una unica entità, ma di tante facce. E allora noi oggi qui sposiamo la musica, sposiamo l'arte, la cultura enogastronomica, ma soprattutto le tradizioni dei nostri genitori, dei nostri nonni che producevano vino, olio e bontà fatte con delle procedure assolutamente naturali. Gli Amici della Musica, nella sua internazionalità, sottolinea ed esalta anche l'alcamesità. Il premio Ciurlo d'Alcamo, il comandante generale delle capitanerie di porto e delle guardie costiere di tutta Italia, è lo chef stellato Pino Cuttaia. Privilegio per me essere qui, soprattutto per avere questo premio che riconosce il lavoro delle 10.000 donne e uomini del corpo delle capitanerie di porto e guardia costiera, soprattutto in tutta Italia, ma anche in questa meravigliosa terra che ho avuto il piacere di comandare tantissimi anni fa in quel di Riposto. La scuola fa dei corsi affinché i ragazzi imparino a conoscere queste tradizioni, che sappiano trasformarle in competenze che possono diventare operative nel mondo del lavoro, sia come vino, perché Alcamo è proprio la patria del vino, e sia come bartender, che è il nuovo lavoro che va richiesto negli hotel, nei vari ristoranti, che sappiano preparare dei cocktail abbinando bene e la quantità giusta dei vari elementi. La nicchia della musica lirica, il concorso è un punto di riferimento, lo dimostra la presenza di partecipanti da ben 12 nazioni diverse, tenendo conto anche che paghiamo indirettamente lo scotto del Covid, ma anche di questa azione tra Ucraina e Russia, e anche la mancata disponibilità del consolato italiano da rivista a ben 13 cantanti cinesi che avevano superato le selezioni al Conservatorio di Shenyang, con cui siamo in accordo protocollare. È un onore essere in Sicilia, questa terra che ha avuto tanti marittimi, tanti marinai e che ha un'attività mercantile molto importante. È un privilegio, ma soprattutto anche poter toccare i vostri prodotti della vostra terra così preziosi. Abbiamo così tanto che talvolta secondo me non riusciamo più a tenere le fila. Allora se ogni tanto facciamo un pit stop e ci raccontiamo cosa stiamo facendo, quello è il momento in cui cresciamo tutti assieme, perché uniti si vince sicuramente e si va fino all'obiettivo, condividendo i successi degli uni e degli altri per crescere in una società appunto che noi chiamiamo comunità educante. Qui il Trade Union è un mio collega che è di queste parti e quindi abbiamo creato questo connubio. Mi è stato raccontato di questo bellissimo premio. Nasco figlio di melomane, per cui mio padre mi ha cresciuto a forza del destino e Aida, quindi con vero piacere qui ad ascoltare queste meraviglie della musica.
Per lo sport, Carmelo Lentini ci parla dei provvedimenti disciplinari per Licata e Castrum Favara, dei play-off regionali dell'Acragas Under 16 e della riconferma del tecnico del Camarat Sclafani. Ed ora alcune notizie. Brutta batosta disciplinare del giudice sportivo di Serie D in seguito al derby play-out Castrum Favara Licata. Il Licata infatti è stata punita con una multa di ben 5.000 euro per disordine dei propri tifosi avvenuti prima, durante e dopo la partita. E poi ha avuto anche la squalifica del campo di gioco, quello di Nuoliota, e a porte chiuse dovrà giocare ben 3 gare. Sanzionato anche il Castrum Favara con una gara a porte chiuse da scontare la prossima stagione ed una ammenda da pagare di circa 3.500 euro. Ma ritorniamo al calcio locale agrigentino. Si svolgerà sabato prossimo 17 maggio allo Stadio Seneto il ritorno dei playoff regionali Under 16 tra l'Acragas e lo Sciacca Soccer. I ragazzi del tecnico Emiliano Bellavia e Dino De Rosa si sono imposti nella gara di andata con il risultato di 1-3. L'ingresso allo stadio è libero e la gara avrà inizio a partire dalle ore 16:30. E terminiamo con una ultima notizia che riguarda il Camarat, di recente promosso in eccellenza. E praticamente il tecnico Accursio Sclafani è stato riconfermato alla guida anche per la prossima stagione. Infatti il comunicato ufficiale della Società della Montagna dice che il Camarat è lieto di ufficializzare l'accordo con il tecnico Accursio Sclafani per la stagione 2025-2026. La società esprime grande entusiasmo nel confermare come allenatore della prima squadra l'artefice della storica promozione in eccellenza. Il presidente, l'amministratore unico, la direzione dell'area tecnica, il direttore sportivo e tutta la dirigenza esprimono totale apprezzamento per l'operato di mister Sclafani, con la convinzione di poter ottenere altri prestigiosi traguardi insieme. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, vince la Coppa Italia e Ribera, il suo paese, festeggia. Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni allo Stadio Olimpico. Il trionfo da Dan in Doi. Esultano tutti in tribuna, in curva. Vincenzo Italiano ha compiuto il solo la Coppa Italia. C'è un bel po' di Ribera e quindi di Agrigento e chiaramente della Sicilia nella Coppa Italia conquistata dal Bologna nella finale vinta contro il Milan all'Olimpico di Roma. Merito del tecnico Vincenzo Italiano, crispino puro sangue, che pur nato in Germania e per motivi di lavoro dei genitori entrambi riberesi, a soli 6 mesi è ritornato a Ribera, dove ha trascorso la sua giovinezza muovendo i suoi primi passi calcistici e poi maturando esperienze significative con alcuni club isolani, come la stessa squadra locale del Ribera, e inoltre il Partinico Audace, il Trapani, per poi passare al nord con squadre come Verona, Genova, Chievo, Padova, Perugia, Lumezzane e poi ultimamente Fiorentina e quindi poi Bologna. E non è stata solo festa solo a Bologna, ma anche a Ribera, dove il sindaco Matteo Ruvolo ha allestito un max schermo nella piazza Duomo di Ribera. Vincenzo Italiano è molto legato alla sua città ed estate frequenta la località balneare di Seccagrande. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.